Ben trovato a Carmine De Iure, stavo dicendo ai nostri followers, enologo della cantina Biaggi, a Colonnella ci troviamo, in provincia di Sì, Teramo, giusto? sì, esatto. Al- una cantina che fa tanti vini, che punta soprattutto, ho visto, insomma, ai vitigni, a tutti i vitigni autoctoni abruzzesi. Stai alzando il volume? Sto Eccoti, aspetta, abbassando, sì, che sentivo. Ah, abbassando, ti urlo nell'orecchio, ti urlo. un po'. Va Va benissimo. bene, allora cominciamo a parlare, insomma, stavo dicendo che noi proseguiamo il giro fra le cantine d'Italia, e quindi allora un po' il claim di questa cantina non è un semplice vino, ma una tradizione di famiglia, perché è un'azienda familiare questa cantina, Biaggi? Sì, come tanti in Abruzzo, abbiamo delle tradizioni molto datate nel tempo. Il nonno di Luca Biaggi produceva vino in grandi quantità, vi parlo del periodo tra le due guerre mondiali, e le esportava nelle varie regioni italiane, Umbria, Toscana soprattutto. Ed era una cosa Certo. abbastanza comune. Io dico sempre una cosa, faccio un passo ancora più indietro. In Abruzzo il vino si produce da oltre 2000 anni. Ci sono Dai varie tempi dei citazioni. romani, insomma, da Esatto, sempre. pre-romani, perché Annibale, le cronache dell'epoca riferiscono che quando passò nella provincia di Teramo usò il copioso vino che ha trovato nelle campagne per disinfettare le ferite dei suoi cavalli. Quindi la tradizione vitivinicola in Abruzzo è veramente molto datata. E da questo punto di vista, quindi, anche l'azienda Biaggi non fa eccezione. È un'azienda molto radicata sul territorio, quindi il nonno produceva, il padre produceva, il padre di Luca e di Fabrizio, che sono i due fratelli che collaborano nella produzione, produceva vino ma anche altri prodotti agricoli. Infatti Biaggi era anche famoso per i prodotti ortofrutticoli che vendeva direttamente presso il suo punto vendita. E Luca a un certo punto, a parte che aveva modo di collaborare con la locale cantina cooperativa del luogo, ha deciso di avere questo ritorno al passato, quindi rapito, richiamato probabilmente da queste radici, mai sottovalutare il richiamo delle radici, e ha deciso di aprire questa cantina nell'ormai lontano, ma anche se non troppo, 2006. Quindi le vendemmie saranno, questa sarà la 15ª, se ho fatto bene i conti, e si sono fatti bei passi, bei passi. L'azienda sarà a circa 2 chilometri dal mare, forse meno, tra 1,5 chilometri, 2 chilometri dal mare in linea d'aria. L'altitudine però è già interessante perché stiamo tra i 130 e i 150 metri sul livello del mare e l'azienda è posizionata quasi alla vetta di un colle che poi guarda proprio a strapiombo verso l'Adriatico. E questo comporta innanzitutto dal punto di vista climatico un bel avvicendamento di correnti e quindi di brezze marine che vanno a rinfrescare i vigneti quando è il periodo più caldo dell'anno, quindi immaginate luglio-agosto è molto caldo e la notte e la sera c'è sempre questo raffrescamento, quindi questa brezza che abbassa e quindi ci rende gradevole il clima e l'ambiente, ma la pianta permette cosa? Di far migrare i composti che ha prodotto durante il giorno, di farli migrare sia verso il tronco e sia poi dal tronco verso i grappoli, quindi dà modo alla pianta di crescere e di alimentare nel migliore dei modi il nostro frutto. Da questo punto di vista, per quello che ho girato, ti posso dire che l'ambiente abruzzese è uno dei più vocati in assoluto, sia perché ha un tipo di terreno che è leggermente argilloso, leggermente calcareo, che è l'ideale per dare quel pizzico di stress alla pianta della vite in maniera tale che non vada a vegetare in maniera troppo rigogliosa, ma riesce a bilanciare perfettamente la parte quantitativa, quindi la produzione anche dei grappoli, con la parte qualitativa. Le temperature non sono mai eccessivamente calde, voi sapete che andiamo verso un cambiamento climatico che purtroppo è Certo, sotto il gli occhi climate di tutti. change. Sì, sì, è assolutamente così. Noi siamo esposti alle correnti balcaniche
quindi magari vedete che abbiamo qualche nevicata durante l'inverno, ma durante l'estate è raro che abbiamo così tanto caldo come invece sull'areale tirrenico. Poi rispetto al Lazio, alla Toscana, per esempio, spesso abbiamo 4-5 gradi in meno, il che ci permette veramente di far vegetare al meglio le piante. Sul rosso non abbiamo grossi dubbi. Sul rosso puntiamo sul Montepulciano e Che non adesso abbiamo... degusteremo, eccolo qua, intanto io ne faccio, lo faccio vedere, ipnosi, eh? L'ho aperto anch'io da poco, quindi vedete, manca giusto il quantitativo sufficiente per Esatto, mangiarsi un attimo. E, esatto. quindi, diciamo, sul Montepulciano non abbiamo grossi dubbi. Montepulciano è un vitigno splendido, splendido. E, stiamo affinando un po' la ricerca sui vigneti, questo sì. Fatti una macerazione molto lunga e poi stavo leggendo dei rimontaggi frequenti e anche all'aria aperta. All'aria, perché Eh, all'aria? eh, Perché, adesso spero di non scendere troppo nel tecnico, però i tannini, i polifenoli in generale, che troviamo sulla buccia dell'uva, e quindi noi dobbiamo estrarli e portarli verso il mosto prima e verso il vino dopo, si complessano, quindi si uniscono tra di loro, insieme anche agli antociani, che sono i costituenti che vanno a originare il colore, quindi questo bel colore. colore, vedete? Ecco, Rosso vabbè. Sì, giallastro. poi il Montepulciano è proprio Così. tintorio, il Montepulciano è proprio... Guarda, guarda, questa non so se è solo a me, ma da, Sì, da sì, fuori un colore stupendo. esatto, quasi fluorescente il tuo. Esatto, esatto, esatto. E quindi in questo modo giusto livello di addizione di aria, quindi aria porta con sé ossigeno, dà modo a questi tannini di complessarsi e quindi di fissare il colore, di renderlo più stabile nel tempo e soprattutto di rendere i tannini più morbidi, perché i tannini sono le sostanze che danno anche l'astringenza. L'esempio tipico dei tannini quando sono molto astringenti potrebbe essere quello di una noce non molto matura, oppure Sì. ancora di più di un cachi non molto maturo, ok? Sì, che ti dà in bocca, insomma, Questa diciamo, quella stringenza proprio... Esatto. forte perché si lega con la saliva, quindi con le proteine che sono contenute nel caporale. Invece, in questo modo acceleriamo la maturazione dei tannini e quindi vanno a polimerizzare, perdono la stringenza e diventano solo positivi, piacevoli e non solo accompagnano meglio la conservazione del vino nel tempo. È per questo che noi tendiamo ad uscire con annate piuttosto vecchie, perché 2013 cominciamo ad essere 7 anni dalla Sì, vendemmia. Sì, esatto. però è il tempo necessario, a nostro avviso, per avere il maggior riscontro, quindi il miglior risultato dal punto di vista organolettico per avere sia la complessità nei profumi, ma anche la morbidezza, la piacevolezza al gusto. Vabbè, senti, io andrei ad assaggiare un attimo. Adesso Come abbiamo no? parlato tanto, no, Carmine? Adesso dico... Vediamo, Passa- riscontriamo qualcosa anche. dico adesso, dico, assaggiamoci un po' questo ipnosi. Allora, mi piace, allora, innanzitutto lo diciamo ai nostri followers, è medaglia d'oro, giusto? È Sì, medaglia d'oro nel sì, sì. concorso mondiale a Bruxelles, quindi insomma anche un vino pluripremiato, non, Sì, 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 è un vino che... Beh, il concorso mondiale di Bruxelles è un concorso tra i più prestigiosi al mondo. Vengono assaggiati circa 7-8 mila vini ogni anno, quindi arrivare ai massimi livelli è sempre un grande piacere, una grande soddisfazione. Per arrivare lì vuol dire che, sai, i giudici in quei casi sono giudici provenienti da tutto il mondo, quindi la cosa bella è che quando il gusto italiano, ma anche in questo caso abruzzese o della Val Vibrata, per essere un po' più, per proprio scendere un po' più nel dettaglio, esatto, nel dettaglio. c'entra anche incontra anche il gusto, diciamo così, internazionale, perché chiaramente è gusto statunitense, ma anche assaggiano anche dei cinesi, Certo. dei canadesi, degli inglesi, quindi è veramente un riscontro che ci piace molto ricordare. Certo, certo, bella soddisfazione. Beh, un bel rosso rubino, con dei riflessi un po' violari. Beh, il Montepulciano io dico sempre, è un vino tosto il Sì, Montepulciano. sì, sì, sì. Ecco, Vabbè, non è un vino, come dire, di facilissimo impatto, nel senso che comunque adesso
vediamo anche noi come per esempio il Barolo negli ultimi 10 anni si sia molto alleggerito, ma anche i Sangiovesi nelle varie declinazioni in Toscana sono tutti quanti un po' alleggeriti, quindi un po' più ingentiliti. E da questo punto di vista, probabilmente anche sul Montepulciano abbiamo fatto un percorso simile, però la ricchezza, vedete anche nel bicchiere, è talmente tanta che comunque possiamo solo sforzarci di fare un prodotto equilibrato. E questo è equilibrato, eh? Sai che mi piace questo, che il Montepulciano... Allora, innanzitutto mi piace nelle vostre descrizioni che lo descrivete vinoso, che è proprio l'aggettivo che io do al Montepulciano, perché proprio il Montepulciano è vinoso, quindi non so come... Come altro... No? Parte i frutti rossi, l'amarena, la ciliegia, insomma, frutta sotto spirito, insomma, che c'è tutta nel Montepulciano in questo ipnosi. Però è proprio vinoso, cioè poi io spesso, cioè, quando parlo di vino rosso mi viene proprio in mente il Montepulciano. Cioè... Sì, beh, sì, sì, sì. Montepulciano è un grandissimo classico ed è conosciuto oltre quello che noi pensiamo in realtà a livello internazionale. Non so se ce lo senti, abbiamo sicuramente una sensazione di, come dire, di china, una puntina leggermente ematica, Tematica, sì, 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 questo però si sempre molto sente. equilibrata. Sì, però è equilibrato comunque, non, cioè, poi prima l'ho assaggiato, i tannini sono è tutto integrato, come vino, Sì, sì. insomma. Ha questa bella ciliegia sotto spirito, Sì, questa più amarena che ciliegia, se vogliamo. sì, proprio quando prendiamo le amarene proprio sotto spirito, sì, proprio è proprio quella. È quella. Io a È volte dico il moncherie, perché poi si abbina a questo sentore un po' di di cioccolato. vaniglia, cioccolato, che c'è un po' di... Esatto, che va... E questi sono i vari passaggi che gli fai fare in barrique, giusto? Primo, Sì, secondo, terzo passaggio, quindi che lo addolcisce, e quindi... Che se no perché il Montepulciano, come dicevamo, è difficile da domare, comunque, eh. come vitigno. Quindi diciamo che sei bravo, come enologo ti promuoviamo. Grazie. No, veramente, il segreto, come in tutti i lavori, è sforzarsi di seguirli i prodotti, perché è quello che rende meglio, ma penso vale un po' per tutto. Sì. E poi un vino comunque del 2013, stiamo assaggiando, quindi... mm, che dici, sei Il soddisfatto? volume, veramente sì, ti dico veramente sì. Il volume di ingresso in bocca è probabilmente tra i più elevati che possiamo riscontrare, veramente un volume molto, molto piacevole. Accompagna bene il sorso, quindi ha una bella lunghezza. Mm, passa per una sensazione acidula piuttosto evidente, però non è prevaricante, veramente serve anche a dare il giusto equilibrio. Sì, perché è un po', sembra un po' la freschezza, cioè quello che ti dici, l'acido, cioè, capito, Esatto, ti rinfresca, quindi che ne so, sarà pure la salinità, perché sei vicino al mare, insomma, ci sarà un po' tutto. Però non è un vino, cioè, nonostante un po' sia piatto, ecco, esatto, assolutamente. nonostante sia poi del 2013, anche comunque comincia a avere i suoi annetti e comunque ce l'ha quella sensazione di freschezza in bocca. Io ce la ritrovo, insomma, Sì, sì. poi... Bene. Poi esce il bel tannino alla fine, un bel tannino, senti, piuttosto levigato, cioè lo senti bene, ma non è affatto Fastidioso, no, 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 non è secco, asciutto, senti, vedi proprio la bocca che saliva benissimo. Non so se ci hai fatto caso, qualche volta partecipando a degustazioni, ti capitano vini anche prestigiosi che nel momento in cui stai parlando ti sottraggono completamente la saliva. E quindi tu stai parlando e hai difficoltà perché non senti questa secchezza che entra sempre di più, e invece in questo caso veramente il sorso E scorre, tiene voglia potremmo di... parlare per ore ancora, perché appunto non ci toglie, non ci toglie la parola, insomma, questa secchezza, possiamo continuare.